lì su, e Genova di Stica. Il cerchio fa il volto e un giro le braccia. Nel buio schermo sono orbite accese che arma la sera ti vede. Marina è un'insegnante di lettere di una scuola media, della scuola Marsilio di Padova, del non istituto comprensivo. Scrivo poesia e la pubblico da alcuni anni. Questa sera qui vedrete uno spettacolo performativo che nasce dal testo Statue d'acqua. Il mio libro parla di una visione che ho avuto durante un esercizio di acqua gym. Mentre nuotavo e mi muovevo al ritmo di musica, ho visto dei corpi che fluttuavano in una vasca sovrastante. E così sono cominciati degli interrogativi: chi saranno questi corpi? E poi spiegherà Silvia Desideri alla fine. Una vera spiegazione non c'è, perché il pubblico rimarrà nel dubbio. Tulle danzano donne in certo profumo d'ampolla e rosa percorsa, via impropria. La danza, quindi il movimento, è profondamente legato alla poesia, secondo me, nel senso che la poesia ha un ritmo interno che viene espresso dalle parole, dalla recitazione, ma anche dalla semplice lettura, e questo viene comunicato poi al movimento, e quindi il movimento poi trova una sua amplificazione nella parola. E quindi fondamentalmente non c'è sforzo nel seguire una poesia, nell'ispirarsi ad una poesia, ad una parola. Comunque vivono di un ritmo comune che possono condividere e poi di immagini anche comuni.